Eder. Mac. Pallister. La mazzetta da 500 euro occhieggia dalla tasca del giubbotto di pelle nera che fascia la pancia di un uomo slavo. È un trafficante, un ricettatore, un pezzo piccolo ma funzionale della macchina oliata del commercio illecito che si muove silenziosa lungo la direttrice balcanica. Un caffè alla turca, denso, amaro e con 2 dita di fango sul fondo della tazzina, e l'affare è fatto. 2.500 euro per una Fiat Grande Punto con pochi mesi di vita. Accessoriata, fiammante, una stretta di mano, un nema problema sussurrato col sorriso e la macchina passa di mano. Se poi capiterà una Mercedes classe E, chiama pure. Benvenuti a Subotica, ultimo confine serbo prima dell'Ungheria e a una manciata di chilometri dalla Romania. È un crocevia, una terra dove tutto ha un prezzo e tutto può essere taroccato, rivenduto, ripulito, dove l'illegalità è una forma di commercio e la corruzione non è un ostacolo, è la strada maestra. Qui finisce il viaggio di un'auto italiana e inizia la sua seconda vita. Come quella Fiat partita da Torino, ceduta dal proprietario a un corriere con i contatti giusti. Una macchina ancora pulita, che diventerà ufficialmente rubata solo tra qualche giorno, quando l'uomo ne denuncerà il furto. Giusto il tempo per completare le pratiche e incassare l'assicurazione. È una truffa rodata, già emersa in più inchieste a Torino e in altre città italiane. Eppure continua indisturbata. Si viaggia lungo l'autostrada più piccola del mondo, da Novi Sad a Subotica, 60 km all'ora su corsie strettissime. Se ti fermano bastano 10 euro. Ciao Taliano, ciao. Nessuno fa troppe domande, nessuno vuole sapere davvero chi guida quell'auto o dove finirà. Ma è al bar Avala, 20 metri quadri saturi di fumo e whisky di contrabbando, che si decide tutto. Qui siedono personaggi come Zoran Jankovic, detto Zorro. Ricco dalla guerra, dicono. Armato, con amici ovunque e affari in ogni direzione. Auto, Rolex, armi, vestiti. La sua parola è legge, la sua casa è una fortezza. Il barista albanese e silenzioso presta soldi a usura e serve dolci alle noci per tenersi buoni boss e poliziotti. E in un angolo 2 uomini trattano un appunto. Clonano le chiavi, preparano libretti serbi falsi. Il riciclaggio è un rituale, ogni passaggio ha una logica. Le targhe si cambiano, le auto si mimetizzano. Ed è qui che torna alla mente un episodio troppo a lungo considerato marginale. Un viaggio raccontato da Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovic, che lo rivelò personalmente a Eder McPallister, nel pieno della bufera mediatica. Raccontò di un'auto portata da Sebastiano Visintin fino in Romania. Un favore fatto a un presunto amico. Nulla di più ufficialmente. Ma Liliana, che partecipò a quel viaggio o comunque ne visse l'eco da vicino, ne fu sconvolta. Disse di essersi spaventata come mai nella vita. Raccontò che quelle persone erano brutte persone. Non fece nomi, non denunciò, ma confidò alla cugina la sensazione netta che qualcosa non andasse, che ci fosse un lato oscuro in quell'episodio. Come se avesse intravisto, anche solo per un istante, il volto vero di un mondo che si muove sotto la superficie, tra targhe false e libretti falsificati. Quel viaggio, apparentemente isolato, sembra oggi rientrare in un quadro più ampio. Perché portare un'auto in Romania? Per chi? E perché proprio in quelle zone, vicine a quelle stesse rotte che portano a Subotica, Novi Sad e infine a Budapest. La storia dell'auto venduta nel bar di Zoran non è dunque solo cronaca di criminalità di frontiera. È anche, in controluce, uno specchio di certi movimenti ambigui e mai chiariti nella vita di Sebastiano Visintin. È una possibile chiave di lettura della paura di Liliana. Quella paura che forse era l'inizio di una consapevolezza. Una consapevolezza che avrebbe potuto farle male. O renderla un ostacolo, un'informata, o forse solo una testimone scomoda. Ed è proprio qui che le coincidenze iniziano a diventare sospette. Ho buttato qualche sardone, ma lei me lo diceva, cioè non era uno, qual era non lo so, non voglio dirlo e non posso, ma altri diversi che buttavano così qui là, c'erano e come. No, ma secondo me anche Fulvio. Non è escluso. Non è escluso che lui avesse proprio una fissazione anche lui e magari vivesse con frustrazione il rapporto che aveva con te. Quando l'ha saputo, gliel'ho detto io. Se l'ha saputo dopo, ma non sappiamo se loro, perché lui era una specie di spione continuo che abitava laggiù. Non so. Non si può escludere che l'abbia addirittura seguita qualche volta per la sua curiosità, perché è un tipo strano. Alcune volte di questo ultimo anno, di quell'ultimo anno ormai purtroppo, io portandole a casa anche per farle prendere i 10 minuti sapendo che lui era a casa che l'aspettava, da dove eravamo indifferente,
la portavo se dovevo andare dalle amiche o a San Giacomo o in Piazza Zu, la portavo nelle vicinanze e faceva gli ultimi 200 metri a piedi. Certo. Ma per andare a casa non potevo portarla troppo vicino. Sì, certo. Allora mi fermavo sempre a metà strada tra dove abita Covalero e dove abitano loro, anche meno di metà, più vicino a lui. A lui. E ho detto, ebbene, siamo passati sotto un soldo, perché sapevo la casa dove lui abita, eccetera. Noi passavamo in pulmino, non è escluso che qualche volta ci abbia visto. Sì, secondo me è molto probabile. Eccolo. E non è escluso che l'abbia presa a male, io la consideravo normale, nel senso di, se lei glielo ha detto, tu ti metti il cuore in pace. Sì. Invece probabilmente così non è. Sì. No, anche il fatto... A questo punto devo dire che probabilmente può darsi che, anche ammesso che gli abbia detto qualcosa a lei, ma che anche se no, che lui ci abbia visto qualche volta, perché è successo, io per me è molto probabile, dico 10 volte? 10 volte. Molto probabile, anche perché lui spesso viveva al bar, esatto. Poi stava spesso in balcone, sono tanti motivi per cui potrebbe aver visto. Esatto. E poi perché è un curiosone, questo non va sottovalutato. Ma io invece non lo facevo tale, sottovalutavo. No, all'inizio no, all'inizio sembrava un po' un mitomane. Ma io sto parlando di prima. Sì, esatto. Tutto quello che io parlo di lui di prima. Quando io nei primi giorni ho detto che Covalero è una figura un po' sospetta, mi dicevano tutti no, è solo un mitomane. Oggi come oggi no, ovviamente non gli possiamo dare colpe, ma abbiamo visto che anche gli inquirenti avevano in qualche modo identificato quella figura. E secondo me poi non hanno avuto prove, non sono andati oltre, ma c'è appunto scritto nelle carte, sembra Covalero in quella descrizione di quella testimone. Sì. E non è una fesseria. No, allora, questo potrebbe voler dire che hanno fatto scuola comune. Secondo la legge Cartabia, Luis non dovrebbe nemmeno essere processato e invece addirittura rischia l'ergastolo. Rischia l'ergastolo, pur non essendoci neanche una prova contro di lui, rischia l'ergastolo. Senza prove, solo sulla base di bugie, illazioni e testimonianze artatamente costruite. Chi è il killer? Vorrei poter avere le prove per dimostrarlo. Finché rimane, una mia suggestione, forse non è il caso che mi esprima facendo, nomi e cognomi. Va ricercato al 31 di Via del Ciclamino o va ricercato più verso Riccione? Anche nel condominio di Via del Ciclamino, ma anche un po' fuori dal comprensorio. Le sue abitudini, io ci ho abitato di fianco per 27 anni e le posso assicurare che non ho mai saputo a che ora Pierina usciva o a che ora Pierina rientrava. Non me ne sono mai accorta, quindi era qualcuno che le conosceva bene le sue abitudini. Io la sto vivendo con una discreta dose di ansia e di preoccupazione, mentre invece Luis paradossalmente è più tranquillo perché dopo il momento, di crisi che l'ha riguardato, ha recuperato comunque una sorta di equilibrio e di fiducia nelle istituzioni. Spera che la verità venga fuori, obiettivamente c'è un uomo in carcere da quasi un anno senza che esista una sola prova contro di lui, prove oggettive, prove fattuali. Ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me e mi sostengono. Ho avuto un momento difficile quando ho visto che, nonostante i risultati positivi degli incidenti probatori, continuavano a puntare il dito contro di me. Questo mi ha fatto perdere un po' di fiducia e mi ha portato a smettere di mangiare per un po'. Adesso aspetto che la giustizia faccia il suo corso e di riuscire a dimostrare la mia innocenza. Ringrazio tutti quelli che lottano a fianco mio e dei miei avvocati. Diciamo che lui riesce sempre a vedere il lato positivo nel fatto che ad oggi non c'è una vera prova che lo collochi né sulla scena del crimine e né tantomeno che corrisponda a quanto dichiarato da certi testimoni. Quindi si spera che finalmente si faccia emergere quella che è la verità, cioè che Luis da Silva
non è minimamente coinvolto nell'omicidio di Pierina Paganelli, che ne dicano le persone coinvolte. Silva ha paura del sangue, se è il suo poi è anche quasi svenuto quando l'ha visto. Ci terrei a precisare questa cosa, che il fatto di aver avuto un addestramento militare, cioè Da Silva non è stato addestrato dal Mossad, ha fatto un addestramento militare come fa un qualunque militare anche nostro, c'è un poliziotto, un carabiniere, quindi vogliamo dire che avendo, non so, 10.000 appartenenti alle forze dell'ordine abbiamo 10.000 potenziali assassini perché sanno usare un'arma o hanno delle tecniche di difesa, hanno imparato e acquisito tecniche di difesa, cioè mi sembra eccessivo. Inoltre Da Silva, molte persone non lo sanno, ma gli anni che ha trascorso in Libia, l'anno che ha trascorso in Libia non è stata un'esperienza che sicuramente l'ha né incattivito e né, nonostante l'abbia traumatizzato, proprio perché è una persona che ha sofferto sulla propria pelle maltrattamenti, percosse, coltellate, cicche delle sigarette spente addosso. È una persona che sa che cos'è la sofferenza e di sicuro non la infliggerebbe a qualcun altro, tantomeno a una persona anziana, e di questo io sono matematicamente sicura. Secondo me, a mio avviso, Manuela Bianchi mente più facilmente di quanto respiri. Detto questo, me lo immaginavo che avrebbe cambiato versione, perché è caduta la Cam 3. Forse qualcuno temeva che si potesse andare a guardare nella loro direzione. Riguardo a quella cosa che continua a tirar fuori, che io volevo far del male a sua figlia, ormai diciamo che questa tattica di fare del vittimismo a buon mercato, io credo che se la signora Bianchi temesse veramente che io sia in grado di farle del male, uno, eviterebbe di urlarmi delle cose veramente rivoltanti da sotto il balcone, e due, soprattutto, eviterebbe di continuare a mentire tenendo un uomo innocente in carcere, perché se è vero che tu temi per la tua incolumità, allora dici finalmente la verità, anche se questa verità magari ti porta, diciamo, un po' lontano da dove sei adesso. Non continui a mentire sapendo benissimo che stai tenendo con le tue bugie un uomo innocente in carcere, un uomo che ha una famiglia, un uomo che ha dei figli e che, detto proprio onestamente, se non avesse avuto l'idea, chiamiamola così, balzana, di intrattenere questa relazione extraconiugale con questa signora, non sarebbe finito in questa vicenda, perché ormai è chiaro ai più che c'è stato un tentativo di tirarlo dentro per i capelli in tutti i modi, che si è acuito fortemente quando qualcuno è venuto a conoscenza di alcuni particolari che, diciamo, gli hanno fatto aprire gli occhi su questo sogno di aver trovato il principe azzurro, quando in realtà tutto si riduceva a una relazione extraconiugale, passionale, quanto volete, ma dietro c'era ben poco a reggere in piedi questa cosa. Non penso che ci possano essere delle sorprese la prossima settimana. Ho appreso che il dottor Ezio Denti dovrebbe aver chiesto di essere sentito proprio perché, secondo lui, la signora Manuela Bianchi non avrebbe detto il vero. Vediamo cosa succede, accetterà e lo sentirà o meno. Il dottor Ezio Denti è venuto in contatto con noi nell'ottobre 2023, siamo arrivati a giugno 2025. Io credo che se lui avesse avuto qualche cosa di rilevante
da dire, non avrebbe dovuto aspettare la chiusura delle indagini, avrebbe dovuto chiedere di essere sentito a sommarie informazioni dal dottor Pazzi molto prima, cioè a novembre 2023 almeno. Magari lui può avere degli elementi che forse la procura non ha avuto modo di assumere. Su questo io non posso dire, non so di che cosa è in possesso il dottor Denti, però di sicuro la tempistica mi sembra a scoppio molto ritardato. Fondamentalmente Luis è una persona ottimista, è una persona fiduciosa, è uno che crede nelle istituzioni, nella giustizia e nella legge, beato lui. Mi ha detto che ha ripreso a mangiare, ovviamente è ancora molto magro e molto, diciamo così, fisicamente non è in formissima, però ha ripreso a mangiare, beve, quindi è tornato un po' più speranzoso e speriamo che l'incubo finisca e cominci il sogno. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.